conoscere, no? Sì, sì. Oggi la foglio era lo scrivo. Il foglio era scritto però tipo una piattaforma, però lo scorrere, lo scrivo, non il tempo che ti vai a fare, che siano proprio sotto. Bene, iniziamo i nostri lavori. Dunque, io ho il compito gradito ma anche oneroso di aprire questo corso di formazione assieme alla professoressa Castiglione che poi che condivide il coordinamento del corso, con cui io condivido il coordinamento del corso, per dare brevissimi cenni sia su alcune cose che già comunque sono abbastanza note o possono essere intuite e poi alcune informazioni, dopodiché il professor Giacomarra, che è preside della facoltà, porgerà il saluto suo e della facoltà e dell'Ateneo. Bene, il nostro corso. Noi ci troviamo, così come preannunciato da tempo, il 15 di febbraio, perché in qualche modo vogliamo sfatare quella incrostazione, quell'atteggiamento che si riconosce nei versi danteschi: le leggi sono, ma chi può in mano ad esse? Noi abbiamo come riferimento la legge numero 9 del maggio 2011. È una legge, al di là della bontà del provvedimento legislativo, che consente di fare alcune cose buone, meno buone o addirittura cattive o pessime. Ciò dipende dallo spazio di agibilità che noi, assieme a voi, quindi l'università assieme alla scuola, riusciranno ad occupare e agli strumenti che saranno messi in campo. Io in questo mio breve preambolo non voglio ripercorrere la genesi che attraverso il provvedimento legislativo ci ha portato ad assumere alcune iniziative, e questa in modo particolare. Sappiate però in estrema sintesi che la legge 9/2011, che era stata votata rapidamente nel Parlamento regionale il 31 di maggio e con voto unanime dell'Assemblea regionale siciliana. Il primo firmatario era un deputato che si chiama Nicola D'Agostino, ma poi venne ampiamente condivisa. Era una legge che destò in noi, dico in noi qui nel mondo universitario, non soltanto di Palermo, ma anche di Catania e di Messina, qualche preoccupazione, perché torneremo su questo punto concludendo i lavori della prima giornata, perché sono di quelle leggi che, se mal interpretate e male attuate, determinano più danno che vantaggio. Sicché, dopo esserci consultati tra di noi, abbiamo deciso di intervenire nei rapporti col mondo politico e amministrativo regionale per indirizzare la legge verso obiettivi producenti. Devo dire che una volta tanto il mondo della politica ha avuto buon orecchio, ha capito e ha in qualche
toccato a noi di scrivere, di mettere a punto il testo dei del decreto attuativo, cosa che è stata fatta e che in parte voi conoscete, perché insomma, è un decreto attuativo molto semplice ma preciso, così come del resto la legge è semplice, breve, concisa e forse questo è il suo maggiore pregio, di dire lo stretto indispensabile. In sostanza le condizioni che noi prevedevamo e che abbiamo poi in questi mesi cercato di determinare e attuare erano tre: la formazione, la informazione, la discussione sul provvedimento di legge e infine un quarto obiettivo, la creazione di una palestra che diciamo riassumesse tutte quante e tre queste esigenze dell'informazione, della sperimentazione, della discussione e della formazione. La formazione, l'esigenza della formazione che voi dovete intendere nel modo più socratico, insomma, e non come un volere impartire dall'alto della scienza i propri convincimenti e le proprie conoscenze, assolutamente. È uno sforzo comune quello che noi dovremo fare, ma sicuramente attraverso questo sforzo comune vi sarà un risultato formativo accettabile. Ed ecco quindi il corso di formazione, che chiamiamo così perché sono queste le etichette che solitamente si adoperano. Io e noi preferiamo chiamarli seminari, incontri, nel corso dei quali discuteremo di alcuni temi importanti che vedete nella locandina e che avete visto e che continuerete a vedere, intorno ai quali alcuni di noi assieme a voi discuteranno di volta in volta. Già oggi alcuni dei coordinatori dei vari seminari diranno brevissimamente tra poco come intendono muoversi, di modo che già possa risultare chiara la impostazione del corso. Infine la messa a punto e la realizzazione quindi di un'opera enciclopedica sulla Sicilia linguistica e letteraria dal titolo Lingue e culture in Sicilia. Ne parleremo tra poco perché vogliamo presentarvi l'impianto complessivo di quest'opera, che sarà davvero un'opera fondamentale e che è pensata soprattutto per gli insegnanti, non per gli studenti, per gli insegnanti desiderosi di approfondire. Vi dirò qualcosa in proposito. Quest'opera è attualmente in corso di stampa e vi sarà donata, e sarà un momento per noi importante, prima che il corso si concluda. Sarà un'opera in 2 volumi di circa 1800 pagine, divisa in 10 capitoli, però ne parleremo tra poco, perché tra poco, dopo che il Preside ha rapporto il suo saluto, ma io queste cose le dovevo dire in apertura, tra poco presenteremo brevemente assieme all'opera Lingue e Culture in Sicilia anche il portale che è ormai quasi pronto e che potrete poi utilizzare, nel quale troverete per l'appunto tutti quegli stimoli formativi, di informazione e di sperimentazione che noi ci eravamo impegnati nelle 2
conferenze regionali, qualcuno di voi era presente, che facemmo qui e a Catania lo scorso anno, ci eravamo impegnati a fornirvi. Quindi, riassumendo, formazione, discussione, opera enciclopedica, portale. Tutto ciò noi lo abbiamo fatto senza alcun finanziamento. Questo deve essere detto e ribadito, perché l'università, il Centro di Studi Filologici e Linguistici siciliani avevano assunto un impegno con la scuola e quindi noi, anche in assenza di finanziamenti, se poi verranno, insomma, tanto di guadagnato, ma noi stiamo realizzando queste cose, diciamo, sulle nostre gambe, malferme peraltro. Quindi questo dovete saperlo, perché è giusto che si sappia. E infine, per concludere, io devo ringraziare tutti i miei colleghi che si sono impegnati nell'organizzazione di questo corso. Molti sono presenti questa sera, interverranno brevemente nel presentare i temi previsti dal corso. Ringrazio voi che avete porto orecchio attento e partecipe a questa nostra sollecitazione, perché è faticoso seguire un corso. Però devo dirvi che le richieste che sono pervenute dopo l'avviso sono state numerosissime e noi abbiamo purtroppo dovuto escludere molti dei vostri colleghi per ragioni diverse, sulla base di criteri che hanno una loro ragione. Per esempio, non abbiamo accolto troppe domande di una stessa scuola, in certi casi, o in altri casi sulla base. Però, ecco, alcuni recuperi potremo fare eventualmente, e il corso, d'altra parte, è rivolto anche agli studenti della facoltà, i quali potranno poi utilizzarlo per i loro accreditamenti presso i loro corsi di laurea. Naturalmente i corsisti, i docenti avranno il loro attestato alla fine del corso, dovranno tutti quanti firmare e infine sul fatto che soprattutto per alcuni di voi sia un sacrificio venire, percorrere magari qualche centinaio di chilometri dopo una giornata di impegno scolastico, però forse ne vale la pena, in un momento in cui la scuola italiana soffre molto e la sua qualità dipende dalla qualità dei docenti, non altro. Cosa posso dire? Qui c'è qualche dirigente scolastico e sa bene come vanno le cose. Io in ultimo voglio ringraziare i funzionari regionali, la dottoressa Lupo, la dottoressa Sorgi, il dottor Ribaudo, perché, ce lo dicevamo ieri, l'impegno che voi e noi stiamo mettendo nel tenere saldo il rapporto col mondo della scuola, vedi H dei suoni, ma di queste cose vi parleranno brevemente, è un impegno che non può che ripagarci tutti, noi, i nostri figli, perché solo così riusciremo a tenere in piedi una baracca che fa acqua da tutte le parti, cioè con l'impegno congiunto della pubblica amministrazione, quella seria, e del mondo della ricerca, dell'università e della scuola. Queste sono le poche cose che volevamo dirvi in apertura, noi ce la metteremo tutta
Non pensiate che qui ci suoniamo il labbro, come si suol dire, qui siamo sovraccarichi, sono soprattutto i colleghi più giovani sovraccarichi di impegni, e questo impegno del corso è un in più che però facciamo davvero con totale e piena convinzione. Immagino che il professore Giacomerra, che è sensibile più di noi al tema della scuola e della educazione scolastica, voglia aggiungere qualcosa. Ringrazio il professor Ruffino per essersi impegnato, lui e lo staff che da tempo ormai coltiva e costruisce con ottimi risultati scientifici e didattici delle cose che ha detto relativamente al corso di formazione che oggi si inaugura. E devo dire a voi benvenute, benvenuti, e in molti casi bentornate e bentornati, perché molti sono laureati della nostra facoltà. E allora devo dire che l'occasione che ci si offre di tornare insieme per 10 venerdì di seguito per formarci, informarci e discutere di Sicilia linguistica e letteraria è una di quelle opportunità che secondo me costituisce un tesoro per voi da una parte e per noi come università dall'altra parte. Volevo ricordare una cosa, un pericolo che si è corso nel 2011, subito dopo l'approvazione della legge e la sua divulgazione, la sua diffusione, sono arrivate a me, e penso, anzi arrivarono a me, una serie di pressioni. Il centro culturale di X, il centro di non so che cosa di Y, editori, tanti, ognuno dei quali diceva: ma noi saremmo pronti, noi vorremmo fare, noi potremmo fare. E io devo dire che il mio cuore si faceva sempre più piccolo man mano che arrivavano questo tipo di inviti, di pressioni. Anche perché immaginavo, se fanno pressione su un povero preside di facoltà che è al di fuori di tante cose, chissà che pressione faranno nei centri che poi sono in grado di decidere. Bene, il pericolo che si è corso è stato solo un pericolo. Per fortuna ci siamo allontanati da quel pericolo, perché noi sappiamo come da parte dell'ente regione, da una parte, da parte di tutte le strutture culturali, i centri di cultura ben articolati, nel momento in cui si è parlato di centro filologico, di studi filologici e linguistici, sapendo il lavoro che già aveva svolto il centro nella persona del professore Ruffino e dei suoi collaboratori nei mesi precedenti, pian piano queste pressioni andarono a scomparire. E certamente un centro di studi quale quello di cui parliamo, con i suoi 62 anni o 63 anni, non so ora comincio qua a confondermi, di storia culturale, scientifica e umana, con obiettivi a cui non è mai venuto meno, in questi 60 anni e passa, non poteva che essere l'ente che meglio di chiunque altro poteva assicurare la serietà dell'attuazione del progetto previsto all'interno della scuola, all'interno, scusate, della legge. Come dire, dal dire al fare. Bene, il dire ha avuto la presenza costante di quella che è la struttura di cui stiamo parlando, che ha accompagnato la stesura e poi l'applicazione della legge. Il fare ha trovato nel centro di studi filologici la disponibilità a operare in tal senso. E allora devo dire che la pubblicazione dei 2 volumi da 1800 pagine, il corso di formazione che oggi parte, tutto quello che verrà fuori, perché in genere in questi casi l'interazione è quella che fa nascere sempre nuovi progetti, nuove idee, per non dire la storia che questo centro ha avuto nei rapporti con la scuola, con i comuni, con gli enti pubblici e con le strutture private, però grande capacità, tutto questo è una garanzia per la serietà di quello che si fa.
che sia la facoltà di lettere a ospitare il vostro corso, e nei fatti il centro filologico è la facoltà di lettere, storicamente è nato dentro la facoltà di lettere. Sì, evidentemente non dimentichiamo il grosso contributo dei professori dell'area catanese e messinese, ricordo solo per uno, il professore Piccitto, che rimane per me una figura mitica, ma certamente quella di Palermo ha costituito negli ultimi anni, soprattutto con l'Atlante linguistico della Sicilia, la maggiore espressione operativa di quello che è il progetto che si porta avanti. Bene, da questo punto di vista io mi limito ad augurarvi il miglior lavoro oggi e nei giorni a venire. Auguro a tutti i colleghi che sono qui impegnati nello svolgere l'attività didattica la bontà dei lavori che vanno a portare avanti, e vi saluto cordialmente sperando di rincontrarci da qui a qualche venerdì prossimo. Grazie. Bene, io pregherei la professoressa Turrisi, che è stata incaricata dalla dottoressa Altomonte, di... Io porto i saluti intanto della dottoressa Altomonte, che si scusa ma per seri problemi di salute non è stato possibile che fosse presente. Però colgo l'occasione per dire due cose. Intanto una prima cosa che mi sembra molto positiva. In questo momento di grande crisi della scuola, di cui tutti siamo consapevoli, vedere sempre gli insegnanti in prima fila di fronte a qualsiasi proposta di formazione che viene fatta, e devo dire anche con una partecipazione numerosa, tanto che il professore Ruffino ha anche detto che non hanno potuto soddisfare tutte le richieste, è secondo me un segno positivo e che comunque ci dà speranza che chi alla scuola ci crede, nonostante tutto, continua a lavorare bene dentro la scuola. Un'altra cosa che mi sembra molto importante di questa esperienza, a parte tutte le perplessità che su questa legge, sul significato anche che i media hanno voluto dare a questa proposta di legge prima e poi legge, a tutta una serie di critiche che molti abbiamo anche condiviso e poi abbiamo rivisto, la cosa che mi pare estremamente positiva è che questo corso di formazione si presenta non come un corso che deve fornire ricette per attività didattiche, ma che si presenta come una proposta culturale, come un modo per dare agli insegnanti un respiro di ossigeno, io dico, perché gli insegnanti la scuola ha bisogno di questo, non ha bisogno. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito anche a un didattichese della scuola, un far diventare le cose della scuola tante ricette preconfezionate che poi vengono presentate, usate e a volte usate in maniera poco critica e poco pensata. Allora una proposta che non è solo una proposta didattica, ma è una proposta culturale, io credo che sia una cosa estremamente importante e di grande vitalità per una scuola quale quella siciliana, che in questo momento è attraversata non solo da una crisi generale assieme alle altre scuole, ma anche da un mutamento continuo, perché le classi dei nostri alunni, le classi dove vivono i nostri alunni, dove noi lavoriamo, sono sempre più delle classi plurilingue, multiculturali, e sono delle classi in cui ragionare sulla propria storia, ragionare sulla lingua è un'occasione per fornire competenze nuove per diventare migliori cittadini europei. Buon lavoro. Bene, in ultimo io vorrei invitare per un breve saluto gli amici funzionari regionali, la dottoressa Lupo, la dottoressa Sorgi e il dottor Ribaudo. Ci fa piacere sentire soprattutto questa vostra parallela, questo vostro parallelo impegno che peraltro dura da tempo. Per rompere un pochino così la solennità dell'evento, dico, noi stasera parliamo e qualcuno ha registrato che siamo solerti a detta del professore Ruffino. L'ho detto io? L'hai detto tu, Giovanni? Cosa che capita? No, tu l'hai detto, e quindi casomai, visto che la prossima rotazione, la settimana prossima sarà quella dei beni culturali, non so se saremo ancora qui, se potremo parlare, se leggerete i nostri nomi diranno quelli sono quelli che non sono le sorelle. Lo sapete, ecco, è inutile che dico. Allora, a me
personalmente, poi passo la parola ai colleghi tecnici, a me personalmente fa molto piacere questo corso. È un momento importante anche dal punto di vista culturale, come diceva la professoressa Puglisi. Mi fa piacere perché, se posso, vorrei fare un po' di storia minima. Noi stiamo parlando della legge del 2011. Questa legge è un punto d'arrivo, o forse un punto d'arrivo casuale, di un processo che è iniziato tanto tempo fa. Non so se qualcuno di voi ricorda che nell'anno 1981 venne emanata una legge, che era la legge numero 85, che dettava contributi per l'insegnamento del dialetto, i giornali nelle scuole, eccetera, eccetera. Era il momento dell'educazione permanente, termine che purtroppo noi abbiamo cancellato dalla dizione del nostro dipartimento. Adesso siamo diventati dell'identità siciliana. Forse però educazione permanente, che ha sempre condizionato in maniera positiva la nostra azione, era un termine più adatto a noi. Quindi nell'81 viene fuori questa norma dei contributi, dura 3 anni e poi se ne perdono le tracce. Nel 2000 viene ripescata, diciamo nel 2000 comincia a esserci un po' il fenomeno Lega, e allora qualcuno ripesca questa legge dei contributi e per 3 anni ci troviamo ad erogare contributi alle scuole per l'insegnamento del dialetto. 3 anni, circa 240 scuole, ogni anno forse 200 scuole. Questi contributi vennero erogati non a pioggia su progetti che venivano presentati a seguito di una circolare. Devo dire che la circolare allora fu redatta con l'ausilio del professore Ruffino qui presente, perché io a un certo punto dovevo preparare la circolare, ma dico chi sono io per poter... Allora mi sono consultata con l'organo massimo, che è sempre quello che è il Centro Studi Filologici, e il suo presidente, il professore Ruffino. E per 3 anni abbiamo dato questi contributi su progetti. Dopodiché si interrompe di nuovo questa storia. Si interrompe ed è un fatto negativo. Perché? Perché abbiamo visto che c'è stata una grande attenzione da parte delle scuole, una grande volontà, e quello che è mancato, in quei 3 anni è stato parzialmente il momento formativo. Dico parzialmente perché alcuni momenti organizzati da associazioni di insegnanti ci sono stati. Dopodiché, malgrado ci fossero delle sollecitazioni, ma perché non continuiamo a finanziare? Assolutamente niente. Di quei 3 anni restano i prodotti, alcuni prodotti sono cartacei, altri vanno a confluire, così come diranno i colleghi, nell'arca dei sogni. Li abbiamo recuperati, sono DVD, CD, non li perdiamo, appunto, li recuperiamo in questo grande contenitore. Poi, finita questa fase dei contributi, probabilmente l'idea va maturando diversamente ed esce fuori la legge del 2011, senza soldi, ma con la previsione del momento formativo. E il momento formativo è quello che poi noi come amministrazione abbiamo sempre perorato e sempre auspicato, soprattutto un momento formativo di questa qualità. Questo momento formativo, il rivolgersi agli insegnanti, non so se qualcuno di voi conosce cos'è il progetto Scuola Museo, del quale potrebbe dire qualcosa più presente, dottore Gullo, che è appena arrivato. È stata questa scelta, quella di rivolgersi agli insegnanti come mediatori dell'offerta didattica. In questo momento c'è questa opportunità per gli insegnanti di Palermo, però ce ne sono altre in altri posti della Sicilia, malgrado i fondi vadano diminuendo. Cioè, con Scuola Museo, dalla sua origine fino ad ora, e questo alla fine è anche una parte di Scuola Museo, possiamo dire che abbiamo avuto la formazione di più di 8.000 docenti, un catalogo di pubblicazioni di una 70ina di titoli che cominciamo a mettere sui siti, quindi qualcuno, se vuole, può anche consultare, visto che le pubblicazioni cartacee finiscono. E allora questo è un momento veramente importante, perché questo si aggiunge in un momento di crisi alle nostre attività, e
ci rende veramente felici che il lavoro tutto sommato cominciato in sordina sia andato avanti e possa andare avanti con la volontà di tutti. Grazie. Però tipo una pietra buona, però lo scoglio, lo schnell, non il tempo che ti fai a siano proprio sotto.